Buonasera a tutti, settimana Salute Donna con il patrocinio di Onda. Io sono Pietro Grussu, psicologo dei consultori familiari presso il distretto Padova Sud, e l'argomento di oggi sarà la sessualità in gravidanza e dopo il parto. Vi presenterò alcune slide per poi a conclusione passare a delle domande se eventualmente emergeranno. Allora, l'ambito che mi trova oggi in presenza su Facebook tratterà come argomenti quelli che sono i cambiamenti degli equilibri nella coppia quando arriva un bambino, poi parlerò dell'intimità e della sessualità in gravidanza, per poi concludere con l'intimità e la sessualità dopo la nascita di un figlio. L'esperienza perinatale vede il suo inizio in contesti molto diversi tra coppia e coppia. Esistono gravidanze desiderate, programmate, cercate, ma anche alcune gravidanze arrivano inaspettate e non sempre, anche se raramente, queste gravidanze iniziano anche in contesti di coppia conflittuali o alcune volte anche precari. Comunque, all'interno dell'esperienza perinatale, la gravidanza e i mesi successivi al parto, soprattutto quando si è alla prima esperienza e al primo figlio, è senz'altro una delle esperienze più ricche di cambiamenti, più ricche di novità che una persona vive nel corso della sua vita. I cambiamenti che avvengono nella donna e nell'uomo sono molto diversi. Per quanto riguarda la donna, i cambiamenti sollecitati che vengono affrontati dalla stessa nel periodo perinatale coinvolgono la mente, il corpo, le relazioni interpersonali, mentre nell'uomo maggiormente sollecitato è il senso di responsabilità, di protezione e quella modalità di rassicurazione che lo porta solitamente ad avvicinarsi e a proteggere la propria partner. Nella coppia, in questo vortice di cambiamenti che si differenziano da coppia a coppia, da individuo a individuo, nuovi pensieri, nuove sensazioni, nuovi vissuti, vanno a sollecitare nuovi equilibri e rinnovano il modo e la modalità di stare assieme. Nella coppia comunque, in termini storici, i rapporti sessuali e l'intimità si sintonizzano, come ogni aspetto e ogni vissuto in questo periodo perinatale, in quella che è l'armonia, la complicità e le attenzioni che la coppia condivide quotidianamente. L'esperienza perinatale, soprattutto in gravidanza e nei mesi successivi alla nascita di un figlio, rispetto ad altri aspetti che caratterizzano le relazioni di coppia, sono fortemente influenzate dai cambiamenti fisici che sono all'ordine del giorno, soprattutto per quanto riguarda la donna, ma anche psicologici che coinvolgono anche gli aspetti e i vissuti dei futuri papà e dei neopapà. Quello che faceva parte del proprio stare assieme, quali la fiducia, l'armonia, che erano presenti nella coppia già prima dell'esperienza perinatale, maggiori erano le gratificazioni e maggiori saranno quelle che emergeranno in questa particolare tappa della propria vita. In altre parole, se i presupposti e l'inizio è quello giusto e parte da un rapporto di coppia equilibrato, affettuoso e di fiducia reciproca, la gravidanza e i mesi successivi alla nascita di un figlio sono e possono rappresentare un'occasione straordinaria per conoscersi meglio e quindi scoprire anche aspetti di sé che fino ad ora non si conoscevano, aspetti del proprio corpo e del proprio piacere, se parliamo di sessualità e di intimità, che contribuiscono a consolidare nella sua complessità
tutta la relazione di coppia. Certamente, ancora una volta, verranno testate ancor più rispetto al passato il dialogo e la consapevolezza che sono presenti nella coppia, ma anche la disponibilità e il venirsi incontro in maniera reciproca. Adesso andiamo nello specifico in quella che è l'intimità e la sessualità in gravidanza, perché si connota in maniera significativamente differente in quelle che sono poi le relazioni se la confrontiamo con l'intimità e la sessualità nel dopoparto. Beh, la gravidanza si connota fortemente per i cambiamenti del corpo dovuti alla gravidanza e al parto, che non sempre vengono vissuti positivamente dalla donna. Anche l'uomo in concomitanza può provare vissuti spiacevoli legati talvolta ad una visione differente di quello che è il corpo femminile e della sessualità in questo particolare momento. E nel corso della gravidanza la capacità e la complicità di vivere serenamente la propria sessualità è legata alla variabilità individuale, nel senso che poi come persone, come individui e come coppie portiamo con noi la nostra storia, i nostri vissuti che inevitabilmente vanno a influenzare in maniera unica e singolare come noi andremo a vivere l'intimità e la sessualità all'interno del nostro rapporto di coppia, e su questo dovremo tenere presente anche quelli che erano i nostri modi di stare assieme prima della gravidanza. Nella donna, nel corso della gravidanza, la donna è coinvolta in quella che è il cambiamento dell'immagine di sé legata al proprio corpo che cambia con forme, dimensioni e sensazioni. E alcune donne possono anche sentirsi inadeguate, diverse, e hanno talvolta anche la preoccupazione di non essere più belle, desiderabili e appetibili nei confronti degli sguardi e delle attenzioni del proprio partner. Nel contempo, nell'uomo, alcuni futuri papà, nell'epoca della gravidanza, hanno per esempio il timore non solo di poter far male fisicamente alla donna e al bambino, ma anche talvolta sentirsi inopportuni nel manifestare i propri desideri e i propri desideri di stare vicino e di avere dei rapporti sessuali completi, in quello che talvolta è visto come momento sacro che raccoglie in sé la maternità. E talvolta, per esempio, alcuni uomini vivono come l'idea e la concretizzazione in un rapporto sessuale come qualcosa di sporco e qualcosa da reprimere, oppure anche che nel corso di un rapporto sessuale possa venire in qualche modo turbato emotivamente il feto a seguito di un rapporto sessuale completo tra i genitori. Nulla di più sbagliato, nel senso che nel corso di un rapporto sessuale e nel corso di un momento di intimità, ciò che arriva al bambino è invece il movimento rassicurante degli ormoni che sono legati al benessere e al piacere liberati dalla propria madre durante il rapporto sessuale. Quindi portano quel senso di benessere che tende a usufruirne anche il proprio bambino. In realtà la sessualità e l'intimità si configura in maniera molto diversa a seconda del trimestre. Per esempio, nel corso del primo trimestre c'è un vistoso calo dell'interesse e del desiderio sessuale, soprattutto nella donna, legato talvolta alla presenza di nausea, a un senso di stanchezza, a una sensazione di malessere, e talvolta anche legato all'umore che non è più stabile, o anche all'irritabilità
che talvolta colpisce in maniera importante la sensazione di benessere della donna, ma anche alla paura di poter ledere al feto, e quindi tutti questi aspetti tendono a diminuire la disponibilità e l'interesse della donna nei confronti della sessualità. Però in questo momento, in questo periodo, nel primo trimestre di gravidanza, è molto forte il bisogno di affetto e di rassicurazione. Quindi se ci sono i papà, posso senz'altro dire loro che è molto importante stare vicino alle proprie compagne, perché questo è un momento molto importante e molto forte in termini di desiderio di affetto e di rassicurazione. Successivamente, il secondo trimestre, diciamo che anche per quanto riguarda la sessualità, il tono dell'umore, diciamo che è il trimestre migliore. Infatti c'è una forte desiderio di stare vicini, di intimità, e anche a livello di rapporti sessuali c'è un importante appagamento in quelli che sono il desiderio, la frequenza e la soddisfazione. E ciò si manifesta anche attraverso un bisogno intenso di coccole e di tenerezze, che sono senz'altro ben volute e ben ricevute. Per poi arrivare al terzo trimestre, è il trimestre dei corsi di accompagnamento alla nascita, del conto alla rovescia legato alla data presunta del parto, e c'è un calo vistoso solitamente dell'attività sessuale, anche dovuto al consiglio dei medici e anche alle diverse difficoltà come la pienezza addominale, il mal di schiena, la fatica nel dormire tutta la notte, e quindi c'è un vistoso, un significativo calo dell'attività sessuale, ma è presente e richiesto un forte desiderio, soprattutto dalla donna, di vicinanza e di contatto fisico. Ci sono tanti pregiudizi e tante miscredenze che è bene, nei confronti dei quali è bene far chiarezza. Non è assolutamente vero che la masturbazione in gravidanza sia pericolosa. Così come l'avere rapporti sessuali completi non è assolutamente provato che possa causare un aborto, così come non è assolutamente riscontrato che l'attività erotica di coppia possa lasciare dei segni fisici sul bambino. Così come, con le dovute cautele, con le dovute precauzioni, il peso dell'uomo e le sue spinte non danneggiano il feto. Così come si ha l'idea che il liquido seminale, lo sperma, possa arrivare al bambino, e che gli uomini non provino attrazione per le donne incinte. Quindi questi sono alcuni miti da sfatare che è bene, insomma, rigettare in quella che sono senz'altro delle dicerie. È molto importante tenere in mente che nel caso di una gravidanza senza complicazioni si possono avere rapporti sessuali fino alla 31esima settimana. Prendete nota, per le successive settimane di gestazione è necessario consultare il proprio ginecologo e chiedere eventuali indicazioni per un proseguo o per un rallentamento o conclusione dei rapporti sessuali. Ok? Questa è un po' la panoramica di quello che succede solitamente nell'esperienza gravidica. Nel dopoparto cambia il clima, cambia l'atmosfera, cambiano le relazioni, cambiano i desideri, e anche perché gran parte del tempo e l'energia è indirizzata all'accudimento del bambino. E tutto questo inevitabilmente porta nella coppia a ridurre le attenzioni
e la complicità in quella che è la dimensione romantico-erotica, mentre diventa prioritario, insomma, l'investimento pratico in quelli che sono i bisogni del bambino e la nuova organizzazione familiare. Nelle prime settimane il desiderio di intimità e di sessualità è solitamente molto ridotto e tende a calare. Questo però non significa che la coppia non debba ritagliarsi degli spazi. E questo è molto importante non solo per l'intimità e la sessualità, ma anche per ritrovare un nuovo equilibrio e poter parlare e condividere gli enormi cambiamenti che con l'arrivo del bambino stanno andando a rimodellare lo stare assieme e lo stare e il crescere e il costituire famiglia. Il suggerimento, a prescindere su quella che è l'intimità e la sessualità, è parlare, dialogare, raccontami che ti racconto di me, come ti senti, dimmi come ti senti che ti dico come mi sento, ossia fare spazio alla comunicazione, parlando e condividendo l'affetto e le gioie che saranno tantissime, ma anche le fatiche in termini pratici che questo momento con un bambino piccolissimo il dopoparto richiede. Alcune regole, entriamo su alcune regole del dopoparto. Allora, è molto importante tenere conto delle esigenze di tutti, del bambino in prima istanza in maniera prevalente, ma anche quelle della coppia genitoriale. Una coppia genitoriale affiatata, serena e felice può senz'altro dare migliore disponibilità, migliore affetto e migliore attenzione a quelli che sono i bisogni del bambino, della coppia e della famiglia. Certamente il bambino ha delle necessità, dei bisogni alimentari, di accudimento e di affetto a cui non si può non rispondere. Ma nonostante questo è importante che il papà e la mamma riescano a ricavare un po' di tempo, in modo da ritrovarsi. Non serve chissà quali spazi e quali tempi, è sufficiente anche qualche minuto, qualche quarto d'ora sul divano, abbracciati, a coccolarsi, prima di partire con l'ultima poppata delle 23:30. Ricavare col passare delle settimane, con il bambino che cresce, col bambino che stabilizza le sue richieste e il suo ritmo dormiveglia, può bastare qualche ora alla settimana. Ma è fondamentale che non si smetta mai di coltivare quella che è l'intimità e dove è possibile non sia trascurata. Ripeto, serve poco. Parliamo di passione, ho trovato molto interessante tutta una serie di indicazioni sul sito nostrofiglio.it, e allora ve le ripropongo a mo' di slide rispetto ai contenuti descrittivi. La passione dopo il parto. Come dicevo poc'anzi, le risorse e le energie vengono convogliate sul bebè. Ed è importante non dimenticarsi che sia anche coppia. L'indicazione è quella di rimettervi in gioco per ritrovare il feeling con il partner, che diventa una conquista e un obiettivo importante tra i tanti, dove principalmente c'è quello di accudire, di stare vicino al vostro bambino appena nato. Per le mamme il sesso è solitamente l'ultimo dei pensieri, anche se non sempre lo è altrettanto per i compagni, per i fidanzati o per i mariti. Se la vita sessuale è scomparsa negli ultimi mesi della gravidanza, impiegherà
alcune settimane, talvolta alcuni mesi, per ritornare in quella che è la normalità. E questo è normale, nel senso che poi l'intimità e la sessualità è un qualcosa che cresce anche mentalmente e un po' alla volta la coppia tende a ritrovarsi, a ritrovare anche questi momenti che tanto aveva sperimentato in maniera fluida e appagante prima della nascita del bambino. Io credo che sia importante, di fronte a questo cambiamento epocale, soprattutto quando si è al primo figlio, sfatare alcuni falsi miti. Ossia cambiare l'idea di quello che è un buon sesso, che ci permette poi di aprire le porte, di rinnovarci ad una nuova vita di coppia serena e appagante, e, come dice qualcuno, a far tornare il sex appeal. Proviamo a elencare alcuni miti da sfatare. Il primo mito da sfatare è che non è assolutamente vero e credibile che si ha sempre desiderio per il partner. Il desiderio e l'attenzione sessuale è un comportamento, un atteggiamento, un desiderio molto complesso ed è condito da fattori fisici e da fattori emotivi, e che può essere profondamente influenzato dalla presenza del babè, soprattutto se dorme nel lettone o è nella vostra camera da letto. Il secondo mito da sfatare è che non è vero che bisogna essere giovani, magri e sexy per godere del sesso. Durante la gravidanza e dopo il parto il corpo innegabilmente cambia. E questo può portare, per esempio, alle mamme a prendere confidenza con il proprio sé, con il proprio corpo, per esempio a sentirsi non più belle o forse anche bruttine, e a pensare che il partner la pensi alla stessa maniera. E ben sappiamo dalla nostra esperienza precedente che il modo in cui noi viviamo il nostro corpo e il nostro sentirci belle o meno ha delle influenze positive o negative sulla libido, che è quello che porta il desiderio e la ricerca del partner, così come la soddisfazione nel momento di intimità e di sessualità. Il terzo mito da sfatare è che non è assolutamente vero che il sesso, per essere bello e appagante, deve essere spontaneo. Assolutamente no. Anzi, ancora di più dopo il parto, invece di aspettare che succeda, bisogna farlo succedere. Il sesso programmato è sexy perché implica la decisione, la vostra decisione di mettere al primo posto il vostro rapporto e la vostra intimità di coppia, e quindi come tale è nobile tanto quanto quello spontaneo che si aspetta dietro l'angolo. Il quarto mito da sfatare è che il sesso è uguale al rapporto sessuale, niente di più falso. E questo anche perché questa idea porta a vedere e a pensare a mo' di tutto o niente. Invece la sessualità, l'intimità e il sesso dopo il parto può essere anche molte altre forme di intimità, di carezze e di piacere che portano a pagamento, soddisfazione e voglia e desiderio di stare assieme, di stare vicini l'un l'altro. Il quinto mito da sfatare: non è assolutamente vero che il sesso deve essere sempre favoloso, nel senso che alcune volte può essere buono, altre volte mediocre e altre volte anche non così bello. A volte si ha il tempo, la voglia solo per una cosa veloce, a volte non si raggiunge l'orgasmo, a volte si può fare all'amore e pensare ad altro. Aspettarsi che avvengano sempre i fuochi d'artificio può portare a frustrazioni, a sensazioni di inadeguatezza. Quindi
caliamo il livello delle aspettative, forse riusciamo a trovare quella soddisfazione, quella voglia, quel desiderio di stare assieme con il nostro partner. Altamente appagante e ricco di benessere e di soddisfazione. E allora, come poter aprire un varco, aprire una strada, aprire una modalità per recuperare la passione? Parlare con il partner. Perché una buona intimità, una buona sessualità, una soddisfacente sessualità inizia inevitabilmente con una buona comunicazione con il proprio partner, per chiarire aspettative che non sempre coincidono e per esprimere i propri desideri e le proprie aspettative, e anche dicendovi quanto in questo momento e che cosa vi piace e che cosa no. Prendendoci cura di noi altri, perché stare vicini, coccolarci e fare l'amore è un modo per ricaricarsi emotivamente e anche per rilassarsi e per sentirsi più belle. Tutti aspetti fondamentali per viversi una buona sessualità, non solo nel dopoparto, ma anche negli anni a venire. Prendendosi cura della propria relazione, perché lo stare assieme ha bisogno di attenzione e quindi anche di tempo, perché se non c'è il tempo non possiamo prenderci attenzione l'un l'altro. Per stare in due, visto che prevalentemente stiamo sempre in tre. Prendendoci il proprio tempo, senza avere paura di fare le cose con calma e pian piano, perché questo momento arriverà, senza pressione e gradualmente ritornerà la vita sessuale e la sessualità. Generalmente dopo il parto servono almeno 6 settimane, 6-8 settimane prima che una donna sia fisicamente pronta. Questo tempo talvolta non coincide con quello che è il desiderio maschile. A volte comunque, anche perché l'intimità e la sessualità, voi mi insegnate, non è solo una cosa fisica, ma è tanto psicologica e tanto affettiva, non escludo che in alcune coppie possa servire più tempo per ritrovare quell'intimità e quella tranquillità. Il desiderio non nasce, ma si crea. E quindi aiutiamo a creare l'atmosfera giusta, a trovare quella complicità che tanto vi ha accompagnato prima della gravidanza e dopo il parto, e che può un po' alla volta essere rinnovata. E questi sono tutti aspetti che riportano alla complicità e al desiderio di stare assieme. Cambiare la routine. Chi l'ha detto che il momento giusto è esclusivamente la notte? Anzi, si può approfittare, perché ogni momento, se è giusto per la coppia, è un momento giusto per la coppia. E quindi, ritornando anche ad alcuni passaggi delle slide precedenti, ci sono molti modi di fare all'amore, dove l'intimità non è e non deve essere esclusivamente solo rapporto sessuale, ma riappropriamoci delle carezze intime, di un abbraccio tenero o di una doccia anche fatta assieme. Sono tutti motivi e modi per stare vicino, che sono infiniti. Basta scoprirli e basta dedicarcisi. Concludo. Diventare mamma e papà, soprattutto quando la gravidanza è desiderata, cercata e voluta, si ritrova all'interno di un rapporto di coppia
complice e di grande affetto, è una gioia immensa, è un'emozione unica, ma anche un lavoro non da poco, anche pratico, con tante notti insonni. In questo cambiamento epocale, la sessualità e l'intimità sono in continuo cambiamento ed è importante ritrovarsi e gioire nello stare assieme, che risultano essere una sfida quotidiana in continuo cambiamento, e per poter ritrovare quella serenità, quell'intimità, affinché non sia solo un ricordo, è necessario che ci sia il contributo e la volontà di entrambi. Vi ringrazio per l'attenzione. Ci sono delle domande? Leggo la domanda. Ci sono precauzioni da usare durante i momenti intimi in gravidanza? E dopo quanto tempo dal parto, in particolare dal parto cesareo, è preferibile riprendere dei rapporti completi? Allora, i momenti intimi in gravidanza, se intimi intendo abbracci, coccole, ma anche rapporti sessuali, ma non ci sono particolari precauzioni se il vostro ginecologo non ha dato indicazioni diverse. Quindi è molto importante che vi riferiate al vostro ginecologo per capire prima di tutto se ci sono controindicazioni relativamente al rapporto sessuale. Se la gravidanza è fisiologica e normale e non ci sono elementi di rischio, fino alla 31esima settimana, solitamente, insomma, il vostro ginecologo, se voi ne avete il desiderio, la voglia e il tempo, è possibile portare e avere questi momenti. Dopo quanto tempo dal parto, in particolare dal parto cesareo, è preferibile riprendere dei rapporti completi? Anche qua parlatene con il vostro ginecologo. E dipenderà dal tipo di cesareo, dal tipo di intervento, e questa sarà anche l'occasione, per esempio, ad un mese dopo il parto, in quella che è la visita di controllo di routine, nel momento in cui intendete, desiderate riprendere i rapporti sessuali completi, parlare con il vostro ginecologo anche per quelle che sono le precauzioni migliori affinché possiate vivere serenamente la ripresa dei rapporti sessuali con tutte le precauzioni, perché potrebbe anche succedere che dopo 2 o 3 mesi, nonostante il ciclo non si sia ancora presentato, siete in un momento fertile e si avvia una seconda gravidanza. E vi assicuro che avere un bambino di 1 anno ed essere al 6° mese di gravidanza non è il massimo in termini psicofisici, quindi in termini di ripresa e di insomma, risulterebbe un momento particolarmente provante per voi, quindi insomma è bene aspettare quei 12-14 mesi prima di pensare a una nuova gravidanza, e su questo però vi rimando al vostro ginecologo. Come posso supportare psicologicamente la mia compagna durante la gravidanza in caso di poco desiderio sessuale? Ma dipende da come coppia vivete questo calo del desiderio sessuale. Se per voi è un peso, porta tristezza, porta sconforto, per esempio una cosa che si potrebbe fare è quello di chiamarci in consultorio familiare, ci facciamo una chiacchierata con lo psicologo e possiamo vedere, cioè, non è detto che il calo del desiderio sessuale venga vissuto come un qualcosa di pesante e di doloroso. Non solo, il calo del desiderio sessuale di solito non è paritario e quindi bisognerebbe capire
come all'interno di quella coppia lo si vive. È possibile, per esempio, nel caso di questa domanda, che la compagna non lo viva come un ridimensionamento del proprio benessere, mentre lo viva come ridimensionamento il partner. Quindi, come dicevo in alcune slide, è molto importante parlarne e soprattutto capire se si viaggia sulla stessa frequenza. E i consultori familiari, con la presenza degli psicologi, potrebbero essere un buono spazio per poter parlare anche di questi aspetti in maniera costruttiva e non giudicante, ma affinché questo passaggio importante del perinatale possa essere vissuto comunque in maniera serena, nonostante il forte cambiamento non solo nell'intimità, nella sessualità, ma anche nei rapporti interpersonali. Parlatene. Come faccio a far capire alla mia compagna che mi piace e che vorrei stare in intimità con lei nonostante la gravidanza? Io non so quanto lei ne ha parlato e quanta confidenza ha con la sua compagna. Io credo che questi momenti di grande cambiamento sono anche una sfida e uno stimolo per poter parlare apertamente di come state cambiando come coppia, di come il vostro desiderio, di come i vostri freni, di come il vostro coinvolgimento cambia, non in maniera giudicante, ma per condividere quello che voi state vivendo affinché trovi parola e trovi riconoscimento da parte dell'altro. Quindi prima di intimità e prima di sessualità, ciò che vale è il dialogo, è il parlare il più possibile apertamente, in modo da far conoscere i propri vissuti a chi ci sta vicino, anche perché chi ci sta vicino non ci legge nel pensiero. Il canale privilegiato per poter portare fuori ciò che noi viviamo è quello del dialogo e del parlare. La nascita di un figlio mi ha dato e riempito così tanto che il compagno era quasi un compito in più. Che il compagno era quasi un compito in più, è sbagliato averglielo detto? Ma io credo fortemente che le prime settimane, i primi mesi dopo il parto sono un impegno fisico incredibile ed enorme per le neomamme, soprattutto quando è il primo figlio, anche perché il ritmo dormiveglia è sballato, i ritmi sono quelli che dà il bambino e a malapena si riesce a venire incontro in maniera esaustiva a quelli che sono le richieste del bambino. Trascuriamo noi stessi come mamme, figuriamoci poi riuscire a ritagliare del tempo e desiderio al rapporto di coppia, allo stare assieme. È un qualcosa di normalissimo, soprattutto per esempio quando il papà, a parte i primi giorni del congedo parentale, rientra a lavorare e rientra a tarda sera a casa e quindi vi trova esauste e stanche, ed è comprensibile che non solo non ci sia tempo per l'intimità, ma che utilizziate la sua presenza per andare in bagno e farvi una doccia e forse fare un pasto, visto che avete fatto tutto di corsa perché il bambino non vi ha lasciato un attimo per voi. Sono preoccupato, quindi è un maschietto, che alla nascita del bambino qualcosa si romperà nel rapporto, equilibrio di coppia. Consigli? Beh, il consiglio è di rileggersi le slide che saranno, i tecnici mi dicono che saranno poi a vostra disposizione su Facebook. È vero, si romperanno tanti equilibri, ma se ne costruiranno di altri
se si ha il tempo, la pazienza, la volontà e l'investimento, ancora più belli e ancora migliori e ancora più gratificanti, perché quelli di prima risulteranno superati. E quindi la sfida e la bellezza è quella di ritrovare nuovi modi di stare assieme con i tempi e con gli spazi che la presenza di un bambino ci permettono di usufruire. Fatevi aiutare per gli impegni di casa, lavatrici, stirare, fare la spesa, in modo che possiate poi dedicare dello spazio non esclusivamente al rimettere in sesto la casa, ma una mezz'oretta, un'oretta, non so, prima di andare a letto, per voi, anche stando solo abbracciati. Ecco, questo è un fare all'amore tra i più belli e più gratificanti. È vero che parlerete del vostro bambino, però insomma credo che questi spazi è bene che li ritagliate. Non ci sono altre domande. Grazie per la vostra attenzione. So che siete numerosi. E così, per chiudere, se siete interessati a farvi una lettura costruttiva dedicata alle mamme e ai papà, due libri bellini che si leggono facilmente, ritroverete diversi degli aspetti che oggi ho trattato con voi. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione, vi auguro un buon pomeriggio e un saluto da tutta l'azienda ULSS 6 Urania e dai consultori familiari. Grazie.